Alla Sardegna Arena sempre più un fortino colorato, festoso e decisivo, il Cagliari quel balzo in avanti lo fa, costruendo gioco, dando spettacolo, scrivendo storie bellissime come quella di Pavoletti, poi le vertigini, un po' di stanchezza, forse la carica nervosa che fa a pugni con l'emozione di stare così in alto a quota 13. E allora una squadra oggettivamente modesta, in piena confusione come il Chievo, si ricorda che le partite durano 90 minuti e cerca un'improbabile impresa. Sarebbe stato un cazzotto insopportabile perdere 2 punti ieri sera, perché in questo momento il Cagliari sta mostrando progressi e individualità come pochi club in Serie A. Azzana l'avversario dal primo pallone, lo ha fatto a Firenze e si è ripetuto ieri nella bomboniera di Sant'Elia, perché questo vuole Maran, l'equilibratore. Gioco, personalità, carattere, testa, lo aveva chiesto sabato nella conferenza stampa di presentazione e lo ha ottenuto 24 ore dopo in campo. Il Cagliari a tratti è talmente preciso nella costruzione del piano tattico che sembra una squadra che Maranna guida da anni, non da 4 mesi. Ci sono ricambi di calcio provati e riprovati nel silenzio di Assemini che fanno male alle difese avversarie. C'è uno spirito di gruppo che nel concreto diventa un'arma in più. Evidente e doloroso per il Chievo di Ventura il diverso approccio alla gara visto ieri. Ma il Cagliari non è il Barcellona, non ha la struttura per reggere un certo tipo di pressione e dalla panchina non arrivano sempre ricambi all'altezza, perché la mission della società non prevede un organico tarato per traguardi europei. Il Cagliari a quota 13 dopo 10 partite non ce lo ricordiamo. Ed è questo che conta in un campionato dove un paio di posti per la prossima Serie B sembrano già occupati. Il tifoso, quello che paga, che si compra la sciarpa, che porta il figlio allo stadio, si gode una classifica clamorosa proprio mentre comincia una settimana di passione, quella che porterà la formazione rossoblù sabato sera all'Allianz Stadium di Torino. Ed è nello stadio della Juventus, una fortezza solo apparentemente inespugnabile, che il Cagliari, formato 13, può sbarcare bello sereno, senza preoccupazioni di classifica, con una condizione mentale e fisica quasi al massimo. Cercando di mettere sempre sotto l'avversario e di comandarlo, ci sta che ci sia un ritorno da parte degli altri e che si soffra un po'. Magari se facciamo quel terzo gol non accadeva, però in quei casi lì, in quei momenti magari ti viene un po' il braccino corto, sappiamo l'importanza di questa gara e avendola giocata così, in questo modo, e magari non essere già padroni della partita, del risultato, ha fatto correre qualche brivido, ma neanche più di tanto, insomma. Credo che ci sia stata una maggior pressione da parte loro, ma allo stesso tempo c'era la sensazione che potevamo triplicare il risultato anche noi ogni volta, per cui credo che sia nella normalità nelle gare di Serie A. Però voglio sottolineare la prova della squadra perché, ripeto, per gran parte della partita la squadra ha espresso il gioco, ha cercato di essere propositiva. Dopo si è presa delle pause e nelle pause vengono fuori magari quei difetti, quei limiti che stiamo cercando di migliorare. Però io credo che anche questo serva proprio per crescere.